Valorizzare sempre di più la persona dello studente, valorizzare i suoi talenti, le sue abilità, renderlo protagonista. Un G7 istruzione che ha come obiettivo di fornire soluzioni concrete per aiutare il sistema scolastico. Appuntamento a Trieste Lignano dal 27 al 29 giugno. Oltre ai rappresentanti delle istituzioni educative normalmente coinvolte come UNESCO e OCSE, ci sarà anche un rappresentante dell'Unione degli Stati Africani, organizzazione che ha dedicato il 2024 all'istruzione. Un G7 ricco, stimolante e innovativo, ha sottolineato il ministro Valditara. Parleremo della riforma dell'istruzione tecnico-professionale, parleremo di intelligenza artificiale, parleremo di STEM, cioè di materie scientifiche, il docente tutor, il docente orientatore per facilitare proprio la valorizzazione della personalità e dei talenti di ogni giovane e indirizzare al meglio le proprie scelte future. Ma una delle novità assolute sarà il G7 Young a Lignano. Porteremo i risultati del dibattito di questo G7 a Lignano fra i giovani in modo che anche loro possano dare un contributo. Partirà proprio nei prossimi giorni un avviso alle scuole per chiedere chi vorrà partecipare, quali giovani vorranno partecipare. Non solo innovazione, spazio anche a temi come il bullismo nelle scuole. Dobbiamo anche rendere la scuola un ambiente sereno dove venga bandita ogni violenza, ogni prepotenza, dove viga la cultura del rispetto e quindi la lotta al bullismo, oltre che al cyberbullismo, è una delle priorità che noi abbiamo messo fra i punti di discussione con gli altri ministri dei paesi del G7. Il G7 a Trieste è un appuntamento che è stato reso possibile anche grazie all'intervento diretto del Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga. Penso che sia molto importante perché il G7 Istruzione rappresenta uno dei fulcri del G7, cioè il tema formativo è la grande sfida del futuro. Devo dire più magari di quello legato al mondo produttivo ed altro, perché il capitale umano sarà la grande sfida del futuro per i paesi avanzati. Quanto siamo in grado di formare e dare opportunità ai giovani, tanto sarà il tasso di crescita che avranno i nostri paesi. Quindi il G7 Istruzione è un G7 economico prima di tutto, sul futuro economico e il futuro di sviluppo dei grandi paesi del mondo.